Con quali prospettive inizia quest'anno scolastico? Un anno scolastico speciale. Poco fa parlavo ai ragazzi e dicevo che è come se dessimo avvio al primo giorno di scuola, ma davvero con tantissime aspettative, con tantissima emozione. I ragazzi e noi adulti usciamo dall'esperienza del Covid, che ovviamente ci ha tolto tanto, ci ha rubato tanto, quindi noi proprio ricominciamo quest'anno scolastico motivati e desiderosi di poter riappropriarci di quella che consideriamo la vera scuola. Quindi abbiamo anche deciso, alla luce di questo, di fare delle giornate di accoglienza un po' più prolungate quest'anno, quindi oggi avranno questo momento in aula magna in cui io, coadiuvata dai nostri ex allievi, potrò presentare insieme ai miei colleghi l'offerta formativa della scuola e quello che portiamo avanti. Ma soprattutto nei prossimi giorni abbiamo deciso di puntare su attività in cui questi ragazzi potevano avere degli spazi aggregativi di socializzazione, quindi li porteremo nell'atrio e lì avranno la possibilità di cimentarsi in giochi e tornei sportivi. Questo accadrà domani, dopodomani, giorno 21. E poi chiuderemo questa giornata di accoglienza il 26 settembre, quando il nostro liceo aderirà alla giornata europea delle lingue con l'allestimento di bancarelle tematiche nell'atrio della scuola. Inizia un nuovo anno finalmente e ci auguriamo che possa essere un anno diverso rispetto agli altri. Gli ultimi due che abbiamo vissuto di recente, e le prospettive ci sono, anche se è stato bello vedere i ragazzi con i loro sorrisi, con il loro entusiasmo per l'avvio di questo nuovo percorso, di questo nuovo anno, ma nello stesso tempo la pandemia però non ci ha completamente abbandonato e quindi lo stato di allerta, di attenzione, insomma, rimane, sempre con le stesse raccomandazioni di igienizzazione delle mani, ricambio di aria frequente, mantenere un minimo di distanziamento laddove è possibile, laddove le condizioni, le situazioni anche strutturali lo consentono, per cui mantenere questo stato di allerta con la speranza che questa normalità che tra virgolette stiamo riacquistando possa durare nel tempo. Dal punto di vista didattico, quali le novità? Allora, dal punto di vista didattico le novità sono diverse e entusiasmanti anche per certi versi. Innanzitutto partirà anche quest'anno il percorso biomedico per le classi terze e questo è un obiettivo che noi ci prefiggevamo di raggiungere e che la normativa ci ha dato la possibilità di concretizzare. E poi tantissime iniziative che sono state proposte nell'ambito dipartimentale, insomma, come arricchimento dell'offerta formativa, sia per quanto riguarda le attività di orientamento, ma anche per numerose iniziative di PCTO che saranno portati avanti, insomma, con entusiasmo, sia da parte dei docenti che come sempre anche da parte dei ragazzi. Un'altra iniziativa formativa che noi cercheremo di portare avanti è dare una particolare attenzione anche alle attività di innovazione tecnologiche, all'internazionalizzazione, che è un percorso che ci vedrà impegnate quest'anno in maniera più incisiva rispetto agli anni passati.